Amici di Calcio Napoli 24, siamo a Torino con Salvatore Faggiani in arte Pecchia, Pecchia, sì, sì, Pecchia. presidente del club Napoli Torino, nonché proprietario della catena di ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie da Pecchia. Innanzitutto, Salvatore, come stai? Come stai vivendo questa vigilia di Torino-Napoli? Benissimo, guarda, è un'emozione grande vedere tutta questa gente di Napoli a Torino e tantissimi napoletani come me che vivono a Torino da tanti anni poter festeggiare Napoli a Torino. E dicevamo, proprietario della catena Pecchia, perché questo soprannome? Perché ti chiamano Pecchia, diciamo? Ho iniziato a giocare qua quando avevo 18 anni, in una squadra che si chiama il Pertusa, e da lì tutti i ragazzi che mi chiamavano Pecchia, Pecchia, Pecchia per le somiglianze non visive ma calcistiche, perché ero un centrocampista che faceva gol, e da lì è nato questo soprannome e io ho chiamato tutti i miei locali Pecchia. È venuto anche a mangiare Fabio Pecchia, è venuto a mangiare, mi ha regalato una maglia che io ho in una delle mie pizzerie in via Genova esposta. Diciamo che questo nome mi ha portato fortuna e lo porterò sempre con me nel cuore, tanto che ci ho tatuato anche sul braccio. Ah, perfetto, quindi con tanto di Vesuvio e 1926. E invece venendo a questa partita di domani, andiamo a bomba su Torino-Napoli. Innanzitutto, tu che appunto sei il presidente del club Napoli-Torino, sul serio, quanti tifosi napoletani sono previsti? Perché si parla di un'invasione azzurra come ogni anno, però penso che quest'anno sia un po' di più ancora. Allora, posso dirti che al di là del settore ospiti, che secondo me è il 10% di quello che c'è allo Stadio Olimpico domenica, saremo almeno penso 15.000 totali, tra settori ospiti distinti, tribuna primavera e anche in tribuna. Veramente saremo veramente in tanti e posso dire che chi vive a Torino di napoletani ce n'è veramente tanti, ma poi arrivano da Bologna, Milano, un po' dappertutto. Secondo me oggi ci sono almeno 15.000 napoletani. E ovviamente si prevede già un qualcosa poi per quanto riguarda l'ipotetica festa scudetto. Sappiamo che tra l'altro il 23 aprile il Napoli tornerà qui a Torino per Juve-Napoli. Ovviamente tu sarai lì col tuo club, proprio per quei giorni potrebbe addirittura clamorosamente già esserci la vittoria aritmetica il 23 aprile, però vediamo l'Inter cosa farà. Però per quei giorni cosa state preparando voi che ovviamente vivendo poi al nord avete diciamo tutto questo dentro che ribolle da anni e anni? Guarda, ti posso dire che festeggiarlo qua contro la Juve forse è il sogno Della storia. della storia, però guarda, sono molto scaramantiche. Io dico non succede, ma se succede partiranno tre pullman da qua, da Piazza Bengasi, in direzione Napoli di amici e clienti delle mie pizzerie e tifosi del club Napoli Partenope Torino per andare giù a Napoli, perché queste sono cose che bisogna far vivere specialmente da chi qua a Torino è da tanti anni e chi comunque è venuto qua per cercare lavoro e ha trovato una città comunque molto accogliente. Io parlo di me che sono venuto 30 anni fa, magari chi è arrivato un po' prima ha un po' più di problemi, però dico oggi per queste persone qua c'è almeno un riscatto, non dico sociale perché ormai queste cose qua sono passate, però dico un riscatto sportivo nei confronti della Juve che qua a Torino ci ha sempre un pochettino messo sotto, via. Perché ricordiamo, tu vivi a Torino da 29 anni. 29 anni, mentre trasferito da quartiere di Montesanto a Tanto, Napoli fino a qui a Torino. avevo 17 anni quando sono andato via da Napoli e adesso ne ho 46, sono 29 anni che vivo a Torino. Che posso dirti come città, io la amo perché mi ha dato tanto a me. Sicuramente Napoli è la mia città e vengo giù almeno 15 volte all'anno per le partite perché io ho tutti ancora fratelli, sorelle a Montesanto. Però Torino mi ha dato tanto e io la Torino Granata è anche un po' nel mio cuore, via. E a proposito di scendere giù, eri mercoledì per Napoli Eintracht, adesso diciamo che avrai una trasferta vicinissima, speriamo bene per la questione dei biglietti, però in Champions contro il Milan, ma innanzitutto una tua sensazione su questo Napoli-Milan, è davvero favorito il Napoli come si è detto ieri, molti hanno esultato?
No, allora posso dirti, io un po' ho giocato a calcio e si sa che quando si incontrano queste squadre come il Milan, che sa come giochiamo noi, si metteranno dietro col pullman davanti alla porta. E sicuramente era, non dico meglio incontrare una squadra straniera perché ci fanno giocare un po' di più, però comunque avevamo più possibilità di giocare il nostro calcio. Col Milan bisogna combattere, ma noi siamo pronti alla guerra e noi da parte dei nostri tifosi sicuramente ci faremo sentire a Milano e sì, facciamo in modo che il Napoli stia in casa. E invece, ovviamente sarai, speriamo, sempre per la questione dei biglietti di chi lo trovi, ovviamente, sarai anche per Napoli-Milan in casa, ma invece hai già, diciamo, prenotato per quei weekend, diciamo, caldi, dicevamo, se non sarà contro la Juve, magari con la Salernitana o con la Fiorentina inizio maggio, secondo te quando potrebbe avvenire, soprattutto se ovviamente sarai lì in quei giorni? Guarda, non ho prenotato niente Per ma scaramanzia. per scaramanzia, ma vengo pure a Pere, se devo venire, vengo pure a Pere e a Napoli posso dormire anche per strada perché poi comunque quei giorni lì saranno una festa bellissima per tutte le persone che per tanti anni come me, io ho una foto di quando avevo 9 anni con la fascia nei capelli e i tempi di Diego. Adesso è venuto il momento di festeggiare e far vivere anche qualche persona, qualche ragazzino, far avvicinare qualche ragazzino in più alla squadra Calcio Napoli. Noi 14 stiamo provando. Io ho mia figlia tifosissima del Napoli che domani entrerà anche in campo con loro, entrerà in campo grazie a Torino Calcio, mi danno questa possibilità, la bambina entra in campo, lei è tifosissima del Napoli, l'ho portata già a Bergamo, l'ho portata a Milano, l'ho portata a Napoli e lei stiamo cercando di inserire i ragazzi nel far tifare Napoli perché non è come tifare le altre squadre d'Italia. A proposito di questo, le ultime, la prima, se hai qualche ricordo, qualche aneddoto particolare di tutti questi anni, di tutte le sfide fra Torino-Napoli e Juve-Napoli, ti do un assist per dire la sera di Juve-Napoli 0-1, gol di Koulibaly, o perché no, delle sconfitte, delle batoste brutte. Se hai qualche ricordo, qualche aneddoto curioso. Guarda, dico, il gol Koulibaly è stata una bella cosa, io ero allo stadio, non ti dico, abbiamo esultato, abbiamo fatto, abbiamo detto e quello è rimasto veramente un pochettino come ricordo, mezzo ricordo felice, dai. Uno degli aneddoti più belli che ricordo è allo Stadio Olimpico di Torino, ma contro la Juve, Ok. perdevamo 2-0 e abbiamo vinto 3-2. Abbiamo vinto 3-2 e quella giornata lì è stata bellissima perché avevo i miei fratelli qua, siamo andati tutti allo stadio, avevo degli amici juventini che mi prendevano per il culo sul 2-0 perché poi tutti sanno a Torino che io sono tifoso del Napoli, mi conoscono un po' tutti in tribuna e poi dopo il riscatto del 3-2 sì che è stato qualcosa di esagerato. Da lì Santo Datolo. Santo Dato, veramente, cioè quella ragazza lì ce lo ricordiamo per Esatto. queste assist e gol qui a Torino con la Juve, sì sì sì. E a chiudere un pronostico, se ti senti di farlo, per Torino-Napoli del 19 marzo. Tra l'altro auguri a te che sei papà per domani. Grazie. Un pronostico quanto può finire. Juric, tra l'altro, non ha questo bel rapporto con i napoletani, tu lo sai, lo sappiamo bene. Preso da Verona, sì sì sì, no, lui sicuramente farà in modo di darci veramente batoste, ci metterà veramente, lui farà in modo di darci filo da torcere, però io penso che il Napoli oggi non debba aver paura di nessuno e specialmente qua a Torino può fare un buon risultato. Io dico speriamo che vinca la squadra più forte, che sappiamo chi è, io Napoli. Assolutamente. Chi è? Chi è? Io Napoli. Ecco. 30, quanti anni hai detto? Non mi ricordo. 29 anni. 29 anni, stavo dicendo 39, 29 anni, però il dialetto e No, l'accento non l'hai no, perso. non si può perdere, è una cosa che rimane dentro il cuore, è una cosa che Napoli è una seconda pelle, questa è la verità, è proprio una seconda pelle che noi ci portiamo dietro anche a 1000 chilometri dalla città. L'ultimissima, un commento su quanto accaduto mercoledì, eri a Napoli Sì, ovviamente, da presidente di un club Napoli, quindi comunque che gestisce, fra virgolette,
altri tifosi o comunque coordina, diciamo così, altri tifosi. Quello che è successo mercoledì fra Piazza del Gesù e tutto il resto della città, per me e per noi è stato assurdo. Tu che comunque penso l'abbia vissuta da vicino, qual è la tua sensazione in merito? La sensazione è veramente triste, triste perché una città come Napoli non doveva essere proprio messa in questo stato. Cioè, e poi posso dire che secondo me dobbiamo cercare di dare meno visibilità a queste persone perché queste persone sono venute dalla Germania per destabilizzare l'ambiente, per creare problemi oggi a un Napoli calcio, ai tifosi del Napoli che stanno viaggiando con una serenità unica. Io dico che a Napoli bisogna solo fare in modo di organizzarsi meglio quando ci sono questi eventi, specialmente quando arrivano dall'estero, perché questi sono venuti proprio per creare disordini e cercare di creare problemi al Napoli e alla Napoli città. Per noi siamo stati bravi, devo dire. E tra l'altro, a chiudere, oggi leggevo che c'è questa clamorosa voce di un possibile arrivo dei tifosi dell'Eintracht a Torino, vista la vicinanza più o meno, per continuare quanto è successo mercoledì. Tu hai avuto qualche sentore in merito? Spero di no, ovviamente, però tu che vivi più da dentro la cosa. Allora, posso dire che sicuramente i tifosi del Toro non faranno mai una cosa del genere, unirsi a questi vandali, a questi animali. Già è una bella, già è una Questo sono rassicurazione. sicuro al 100% perché gli Ultras del Toro hanno veramente una mentalità molto, molto corretta e poi contro il Napoli perché il Toro e il Napoli hanno avuto sempre un buonissimo rapporto, anzi c'era un gemellaggio tanti anni fa, ma questa è una cosa che escluderei al 100%. Speriamo bene, Salvatore. Grazie mille per la tua Grazie a disponibilità. voi, grazie mille e sempre Forza Napoli, voglio. Assolutamente sì. Grazie mille, Salvatore. Ciao. Grazie.